9 di settembre una manifestazione a Bruxelles, indetta dal sindacato, perché è il segno politico con cui si stanno concretizzando le scelte dei governi, anche quelle che a noi paiono diverse da queste, hanno un unico scopo: colpire i ceti più deboli. E non è un caso che attorno alla nostra iniziativa di oggi e quelle che abbiamo manifestato in questi anni, non soltanto in questi mesi, stia crescendo un'attenzione ampia di altri soggetti, del mondo dell'informazione, del mondo della giustizia, della magistratura, di associazioni come quelle a difesa dell'acqua come diritto pubblico, di associazioni a difesa come noi della Costituzione. Non è un caso. E quando appunto prima si diceva che qualcuno ci imputa di fare scioperi politici, noi non possiamo timidamente dire non è vero. È vero. Noi stiamo oggi facendo uno sciopero che ha un profilo altamente sindacale, perché parte dalle questioni sindacali che interessano le nostre rappresentanze, ma abbiamo un'idea di paese, abbiamo un'idea di futuro che ci rende forti nel conseguire questi risultati. Non accadrà domani, ma piegare questa organizzazione a un diktat che noi non accettiamo è impossibile. Neanche con le consultazioni ci riuscirete, neanche con le manovre ci riuscirete, perché questo popolo, questa gente che noi oggi rappresentiamo è molto più ampia, tocca anche altri, e accorgetevene, altri sindacati, che il paese deve cambiare, ma non in quel segno, in un segno in cui il lavoro sia presente, i diritti siano presenti e non accantonati. Questa è la battaglia della CGIL, una battaglia che tocca necessariamente, nasce da un profilo dell'organizzazione sindacale a difesa degli interessi di chi rappresenta, ma tocca necessariamente quello che appunto per noi è un paese. Noi non amiamo questo paese, lo abbiamo dimostrato, i lavoratori l'hanno dimostrato in oltre 60 anni di storia. Quando viene un attacco al paese i lavoratori sono in piazza, possa essere il terrorismo questo attacco, mai sopito del tutto, possono essere attacchi esterni, mai sopiti del tutto. I lavoratori sono attenti a quello che accade per il paese, ma non per una finta generosità. Quando il paese arretra, i lavoratori ci sono dentro qui per evitare questo arretramento, ma non per una finta generosità, perché noi prima di altri avvertiamo che se attorno a noi quello che abbiamo chiamato Stato sociale, la scuola pubblica per tutti, la sanità per tutti, uno Stato sociale che dia dignità ai cittadini, quelli che ci rimettono di più sono le fasce più deboli. E dire a questi lavoratori oggi in Italia che debbono sopportare ancora i sacrifici, essendo ormai noto che insieme ai 120 miliardi di evasione fiscale c'è un altro dato che segna pesantemente la nostra condizione, e cioè il fatto che abbiamo i salari più bassi in Europa.